Buonasera e benvenuti, ci troviamo allo Stella Azzurra per il primo turno preliminare di Coppa Italia di Serie A2 di Lega Calcio 8. Protagonisti dell'incontro la Roma Internazionale e il gruppo Car Glamour. Cerca ora la sponda di Stugraru, recupera il pallone numero 5. Attenzione, l'autogol del numero 8 Frullini che porta in vantaggio la Roma Internazionale, molto fortunata. Il numero 99 tenta la girata e fa un grandissimo gol. Denisov non può nulla. La girata del numero 99 che porta il punteggio sulla parità. Fare uno schema. Ora vediamo il grandissimo gol di Piloca che porta il punteggio sul 2-1. Un tiro da lontanissimo che lascia senza possibilità di intervento Stefan. Punta fino amore, Stefan subisce anche il fallo, forse il calcio di rigore, vedremo cosa segnerà l'arbitro. Tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro che arriva ora. Stefan firma il gol del pareggio, non può nulla, Valletta. 2-2 quando ci troviamo al 10° minuto del primo tempo. Sempre lo stesso schema con Stugraru che sponda bene per il numero 11 a tu per tu con il portiere Denisov che esce, ma un pull-up è decisivo per mantenere il punteggio sul 2-2. Bianco, un gioco di gambe, la allarga sulla sinistra, dove trova il numero 11 a tu per tu col portiere, chiede il rigore. Tutto pronto, Cioeta alla battuta. E Cioeta batte il portiere che stava sulla conclusione, ma non arriva. 3-2 al 12° minuto del primo tempo per il gruppo Car Glamour. Il numero 18 si libera bene, poi con un gran sinistro fulmina Valletta. 3-3 al 15° minuto del primo tempo. Stefan recupera il pallone, Stefan tenta il sinistro e grandissimo gol di Stefan che lascia fermo Valletta e porta la Roma Internazionale sul 4-3 al 20° minuto del primo tempo. Ora Campitelli, il numero 11 fa un grandissimo gol a giro di destro che lascia di stucco Denisov che prova anche a intervenire ma non può nulla. Punteggio nuovamente in parità al 23° minuto del primo tempo, 4-4. Ndau riuscirà nuovamente a colpire il pallone, la palla è bassa per Castro, nuovamente il cross di Palmisano che è una battuta che trova la traversa, grandissima occasione per la Roma Internazionale. Fiammenghi, Guiducci è bravo a intercettare il passaggio, poi a liberarsi di Stefan e poi tentare la battuta a rete. Denisov non aveva capito il tiro. Ora Castro può tentare il tiro, lo fa, alla fine la palla arriva a Ngandau, in qualche modo cerca la battuta a rete e poi Ngandau trova anche il gol del vantaggio, il 5-4 di Ngandau di sinistro. Ora la palla per Palmisano che di tacco fa un grandissimo gol che spiazza il portiere che non poteva nulla, si è inventato il gol di tacco, un grandissimo gol del 6-4 Palmisano. Larga per Cioeta ma trova Ngandau. E ora Stefan contro Cioeta, si libera, tenta il tiro Stefan, grandissima parata di Valletta, se ne va offensivo. Campitelli trova il numero 10 Bianco che fa il gol del 6-5, non può nulla Denisov sul grandissimo gol di Bianco, dopo un disimpegno sbagliato, lo concede però un pull-up che può anche pensare al tiro, poi larga per Palmisano, che Palmisano fa il gol del 7-5 che probabilmente chiude questa gara. Grandissimo gol, grandissima potenza del tiro di Palmisano, sul quale non può nulla Valletta. E su questa azione si chiude l'incontro sul punteggio di 7-5 per la Roma Internazionale. Abbiamo assistito a un incontro ricco di gol. Alla fine la spunta la Roma Internazionale.